Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo al video. L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è in finale di Champions League per la seconda volta in 3 anni. Il tecnico nerazzurro commenta in conferenza stampa la vittoria in semifinale contro il Barcellona. È stata la notte più felice della tua carriera, considerando anche come sei arrivato in finale. Sono davvero felice. A Lautaro e Acerbi aggiungo Frattesi, che ieri non ha dato il tocco finale. Ha stretto i denti, si è fasciato, è un esempio per tutti questi ragazzi. Penso a Dumfries, Thuram e anche Lautaro. Sono tutti giocatori che hanno avuto problemi. Il nostro capitano ha giocato dopo 6 giorni e avrebbe dovuto stare fuori per circa 15 giorni. Ci mancano molto Thuram e Dumfries. Sono fondamentali. Ma stringiamo i denti. È una serata incredibile da condividere con i nostri tifosi, la società, le famiglie. Non siamo stati molto a casa, abbiamo giocato molto, ma parlo anche a nome dei giocatori. Hai mai sognato notti come questa? Il mio sogno era fare il calciatore, l'ho realizzato in Serie A, ho giocato in nazionale con mio fratello, non potevo chiedere di meglio. Poi, da allenatore, ho fatto un percorso grandioso, ma devo ringraziare i giocatori, prima la Lazio e ora l'Inter. Stasera siamo stati straordinari. Era una partita difficilissima, contro un avversario di livello mondiale, contro 2 grandi squadre. Pochi ci avevano pronosticato, molti li abbiamo ascoltati, alcuni più di altri. Stasera siamo orgogliosi. I nostri tifosi meritano l'ultimo giro e gli applausi. Era giusto condividere con loro questa gioia, ma il plauso va anche al Barcellona, che ha giocato anche lui 2 grandi partite. Di questa Inter capiscono poco tante grandi squadre. Cos'altro hai? Non posso dire cos'altro abbiamo, ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Penso a chi è entrato, De Vrij, che è entrato nel secondo supplementare e ha bloccato tutti. È un giocatore che, secondo me, giocherebbe in qualsiasi squadra europea. Doveva restare fuori perché Acerbi è un grande giocatore, ma oggi ha giocato 13 partite, più i tempi supplementari, ed è stato decisivo. Come tutti quelli che sono entrati. Ripensando alla finale precedente, non eravate i favoriti. Ora che sei arrivato in finale con qualsiasi avversario, cosa è cambiato? Siamo cresciuti. L'ho detto ieri, quindi non vorrei che nessuno, nemmeno qualcuno che conosco bene, pensasse che parlare di qualificazione fosse un complimento a Inzaghi, ma ai miei ragazzi. Quando sono arrivato eravamo indietro, ora siamo primi o secondi. È il percorso che abbiamo fatto. Questi ragazzi sono stati straordinari. Dobbiamo continuare così. La finale sarà contro una grande squadra, che sia l'Arsenal o il PSG. Barcellona e Bayern erano probabilmente le squadre più forti d'Europa all'epoca. Glielo ha mandato Acerbi? È stata un'intuizione di Francesco. Era davanti e nessuno lo ha fatto retrocedere. Ma la mia opinione sarebbe rimasta la stessa, perché abbiamo fatto una gara emozionante. Si tratta di un riassunto del lavoro svolto con le seconde linee? Ne avevo già parlato prima della semifinale d'andata a Barcellona, che venivamo da una settimana negativa e che si parlava di una seconda linea. Ho detto che se siamo arrivati a questo punto è grazie a tutti. Noi eravamo lì per questo, per loro, perché ci alternavamo sempre. I minuti erano sempre alternati. Posso solo dire che l'Inter non ha mai scelto il campionato, la Champions League o la Coppa Italia. Loro sono l'Inter, devono giocare su tutti i fronti. È assurdo che noi ci sediamo e scegliamo qualcosa. Abbiamo giocato al massimo tutte le competizioni. Poi in Coppa Italia abbiamo trovato quella che ci ha battuto e vedremo come andrà in campionato. È stata la vittoria della capacità di soffrire sul desiderio di divertirsi? Abbiamo sofferto, ma abbiamo creato tante occasioni. In 2 partite abbiamo creato tanto, abbiamo sofferto, ma abbiamo giocato un ottimo calcio. Certo, non c'è vittoria senza sofferenza. Saresti più curioso di sfidare il PSG? Sono grandi squadre, con grandi giocatori e grandi allenatori. Abbiamo affrontato l'Arsenal in campionato, è stata una fase difficile perché erano tutte squadre difficili da affrontare. Non ho preferenze, affronteremo sicuramente una grande squadra come l'Inter. Sogni ancora lo scudetto? Sì, con tutto il rispetto per il Napoli, ma vinciamo lo scudetto per l'Inter. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli?
Sei d'accordo con lui? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!